come vede questa iniziativa della notte degli Oscar qui in Veneto? Devo dire un'ottima iniziativa, un posto molto simpatico, giovanile, la nostra presidentessa Clara Campese non smette mai di sorprenderci, una location piacevole, sono dei momenti importanti perché sono dei momenti di promozione, ma sono anche dei momenti di creazione del team, dello spirito di corpo che sono importanti per il nostro sport. È una bella iniziativa per tenere unito il Veneto, noi veneti, atleti veneti, quindi è una bella cosa. È una bella iniziativa a vantaggio degli atleti, dello sport, poi la Presidente Campesi ci tiene molto su questo e noi siamo molto contenti di partecipare, quindi è una bella iniziativa. Ma penso che sia una cosa valida per gli atleti, per tutti noi, a incentivare anche questo sport che è sempre un po' nascosto da tutti gli altri sport. È una cosa bella secondo me. Beh, penso sia un'iniziativa bellissima, anche il fatto di riunire il Veneto, i ragazzi, le premiazioni. Penso che il comitato quest'anno sta facendo delle bellissime iniziative nuove. È una cosa molto bella perché penso che per chi venga premiato sia una grande soddisfazione, insomma, ecco. Per cui l'atmosfera è molto bella e penso che riuscirà una bella serata. Fantastica, sicuramente fantastica. Come vedi il futuro della nostra regione? Ma lo vedo in crescita adesso, in questo momento vedo che sta migliorando su tutti i vari settori della nostra equitazione. Il Veneto è una regione importante, è una regione che ha degli istruttori molto in gamba, è una regione che esprime tante eccellenze in tutte le discipline, che questo non è secondario, quindi è una regione credo che sulla quale noi contiamo molto e ci darà molte soddisfazioni. Direi che quest'anno è stata un'annata che ha dato veramente molta carica un po' a tutta l'Italia, anche perché veramente abbiamo preso delle soddisfazioni che da tanti anni non prendevamo e sicuramente questo è un'iniezione di grande fiducia e dare la possibilità comunque di credere ancora di più a quello che eravamo sicuramente prima. Il futuro io lo vedo ottimista sempre, poi in ogni caso l'importante è divertirsi, è sempre uno sport. Visto le premesse molto bene, stiamo vincendo un po' dappertutto, i ragazzi stanno crescendo bene, abbiamo delle squadre giovani molto forti, quindi siamo molto ottimisti e positivi. Cosa ne pensi del mondo dei cavalli? È una cosa bella, hai il contatto con l'animale, è divertente. E tu cosa ne pensi? Allora, a me il cavallo piace perché sta io in contatto con gli animali, è un animale che mi piace. Tu hai un cavallo? Magari, però ho degli amici che ce l'hanno e ho un puledrino, cioè hanno un puledrino. Una gioia profondissima regna nel mio cuore perché sono così felice di rappresentare questa regione, lo dirò anche stasera, è proprio una questione di sentimento e quindi insomma io sono certa che resterà nella memoria di tutti quanti ed è solo l'inizio, non sapete poi negli anni a venire come ci organizzeremo. Grazie a tutti. Partecipare a queste manifestazioni è sempre un grande piacere perché è un termometro importantissimo della temperatura del nostro settore. Vedere tutti questi giovani, questi genitori soprattutto che noi ringraziamo che ci consentono di fare lo sport è una cosa importantissima. In queste occasioni io partecipo con molto piacere perché è l'occasione per dire grazie, è l'occasione per dire grazie a tutti i genitori che sostengono questo movimento sportivo giovanile, è il momento per dire grazie agli istruttori che hanno fatto di una passione una professione e continuano a fare questa professione con lo spirito della passione. È l'occasione per dire pure grazie a tutti i presidenti di circolo che sono impegnati a consentirci di fare lo sport e fare questo sport che noi amiamo con questo compagno meraviglioso che è il cavallo. È pure l'occasione per capire come sta nel nostro mondo. Questo mondo è governato da una passione importante e devo dire che voi siete pure fortunati perché avete un presidente e un consiglio animato da ottimi intenti. Clara
devo dire è un presidente che si sta impegnando e sta mettendo tantissima passione nell'organizzare lo sport. Noi sapete che siamo tutti volontari, siamo tutte persone che facciamo questo sport, questa attività di rappresentanza a titolo onorifico, e quindi anche a noi ci guida questa passione. Devo dire, Clara è veramente molto attiva, spessissimo mi chiama, cerca sempre di stimolare lo sport. Avete la fortuna di avere un consigliere che è Vincenzo Gigli, che è un consigliere nazionale che ha sempre nel cuore la vostra regione, il Veneto. Quindi io credo che nei prossimi anni si potranno fare tante cose importanti, però questa è la festa vostra, è la festa di questi ragazzi, è la festa di tutti questi campioni che noi stiamo allevando, e quindi vorrei lasciare lo spazio a chi la merita e ringraziarvi ancora per tutto quello che fate per il nostro sport. Buonasera a tutti. Io ho accolto volentieri l'ordine perentorio che ho avuto dalla vostra Presidente di essere qui con voi stasera e di non mancare, anche se è stata una giornata molto impegnativa per il Presidente del CONI Veneto, perché abbiamo fatto un incontro in Regione oggi pomeriggio e abbiamo ottenuto che anche la nostra Regione da settembre partirà col censimento degli impianti sportivi, organizzato e finanziato dal CONI nazionale, dalla CONI Servizi Nazionale. Quindi anche noi finalmente, la nostra regione avrà un aggiornamento di un censimento che era fermo al 2003. Perché voglio dire questo? Perché voi fate parte di una grande squadra dello sport veneto, e vi rubo 2 minuti perché bisogna dirlo in queste occasioni. Voi fate parte della grande squadra dello sport di una regione come il Veneto, che l'Istat nel 2016 ha messo al secondo posto dietro la Lombardia, che alle Olimpiadi ha mandato 35 atleti su 302, vuol dire oltre il 10%, che ha 12.000 società sportive, che ha 147.000 iscritti alle federazioni e 400.000 volontari su 5 milioni di abitanti. Credo che sono numeri impressionanti. Dobbiamo essere orgogliosi, e quindi io oggi in sede della regionale ho detto che il Veneto si merita un posto molto importante, anche perché noi portiamo come sport, e lo sappiamo anche a livello nazionale, turismo, e la nostra regione, voi portate tantissimo turismo sportivo, riempite alberghi, ristoranti, bar, fate manifestazioni, fate girare la macchina dell'economia, perché molte attività della nostra regione producono materiale per lo sport e poi fanno crescere i nostri ragazzi, se fanno sport, in piena salute e consumano meno cose che io toglierei dalle mani dei nostri ragazzi, e li farei andare a cavallo, li farei giocare a tennis e li faccio giocare a pallone. Quindi voi fate parte di questa grande squadra. Io quindi oggi voglio dirvi con grande orgoglio e anche con grande passione grazie per tutti quelli che lavorano per questo progetto, e pretendiamo da tutte le istituzioni, sia scolastiche, sia imprenditoriali, sia istituzionali, che lo sport è una materia che deve essere rispettata al massimo livello, e solo facendo una grande squadra avremo questa grande soddisfazione. Io voglio ringraziare i dirigenti nazionali che ci danno una mano, perché lo sport deve essere amato ma deve essere anche rispettato. Non si può solo festeggiare alle Olimpiadi, ma si festeggia 360 giorni all'anno. Grazie a tutti. Io solo veramente 2 parole per non rubare tempo e spazio agli atleti, per dire che sono molto contento di essere qui con voi stasera, fare i complimenti al presidente Campese per l'eccellente organizzazione. Mi ha colpito, oggi sono venuto prima a Padova per conoscere gli uffici, un'eccellente organizzazione degli uffici, e il fatto di aver premiato come prima premiazione proprio le persone che lavorano, che rendono possibile tutto questo, è stato veramente un gran bel gesto, complimenti. E quindi non dico altro, godetevi la serata.